Dalle parole sui disabili a quelle su Mussolini, la candidatura del generale Vannacci voluta da Salvini continua a spaccare la Lega, soprattutto in Veneto, che non ha mai digerito i candidati calati dall'alto, estranei alla storia della Liga, della quale non sembrano condividere alcun valore. Anche in via Bellerio devono aver annusato l'aria, visto che Vannacci nella circoscrizione nord-est non è capolista, ma in fondo ha i nomi in lizza per Bruxelles. Il presidente del Veneto Zaia prende le distanze. Posso dire che alcune dichiarazioni che sono state fatte non le condivido rispetto al tema delle classi separate per i disabili, piuttosto che il tema del Mussolini statista, ma mi fermo qui. E a chi gli chiede se lo voterà risponde così. Io i miei candidati, fra l'altro, mi sentirei come un peccatore a votare qualcuno che non sia veneto, per cui io scelgo i veneti. Sulla stessa linea il sindaco di Treviso Conte, che a margine della presentazione del festival Robe d'Amati, elogiando l'attività della cooperativa Solco, da anni impegnata a sostenere persone con situazioni di disagio psichico, non tollera le parole del generale sui disabili, invitandolo a Treviso. Noi siamo per l'inclusione, siamo per l'aiuto, per il sostegno, per il non giudizio, e credo che questa sia la direzione giusta, indipendentemente poi dalle idee che ognuno di noi può avere. Io sto dalla parte dell'inclusione sempre, e Solco è una realtà fantastica che insegna molto, e magari se il generale Vannacci entrasse in contatto, basta conoscere questa realtà, forse cambierebbe idea.